Risalgo a quando avevo 5-6 anni che mio padre mi iscriveva alla colonia marina. Questa pratica, perché il bambino fosse accolto, doveva portare anche, oltre all'assenso del genitore, una fotografia del bambino. E mio padre mi portava dallo zio Menotti Tenesin, che aveva lo studio sulle piazze di Padova, e lì mio zio, con mezzo a macchinari stratosferici, mi faceva una fototessera dove io ero bello come il sole e venivo praticamente immortalato nella pratica dell'accettazione della colonia. E la visione dei macchinari, lui come un mago che si muoveva in mezzo a questi strumenti e io che mangiavo con gli occhi e con le orecchie, diciamo così, gli avvenimenti per me insoliti, si vede creato dentro di me un istinto di emulazione, tant'è vero che appena ho potuto avere la possibilità, mio padre mi ha regalato una Covet Bencini 24x36 con l'obiettivo tutto quanto fisso, perché Covet Bencini si parla del 1955, una roba così, insomma. E con questo ho cominciato a fotografare gli animali, gli amici, e da là è nata la mia passione per l'immagine. Guarda, vedi che ogni paesaggio ha una sua realtà. Ecco, qui cominciano i tronchi. Perché? Perché quello che mi ha fatto sto libretto qua, eccetera, il mio amico, eccetera, però era un poeta, mi diceva: sai Franco, sono stato incantato dalla semplicità con cui mi hai detto come farai il libro, e cioè dal basso all'alto, dall'alto al basso. Basta. Come in Sardegna ho detto, il mare, la spiaggia, le rocce, la foresta, le rocce, la spiaggia e il mare. E così ho fatto. Questo è un particolare albero, la Gestroemia indica, cioè questo non ha corteccia praticamente, vedi? Che roba! Ed è interessante perché la geometria esplode. Io da bambino andavo a trovarlo, lui mi spiegava, un giorno mi fa: sentite questa, vieni piccolo che ti mostro una roba. Mi porta dentro la camera oscura e là sentivo come dei ruscelli la cui acqua si rotolava in vasche, e a un certo momento mi prende la mano e me la immerge dentro la vasca e io sento che dentro c'è una lastra di tagliente quasi. Bene, dice: tirala fuori. La tiro fuori, era sua moglie, la zia mia. Per me è stato come la rivelazione. Una roba così da bambino ti crea, come si dice, una specie di allucinazione che non cancelli per tutta la vita. Chiudi. No, però qua ho fatto un casino, cancella tutto per